Qui a Montegrotto le terme hanno un indotto bioclimatico molto particolare e danno vita a iniziative collaterali molto curiose. Enzo, dalle terme alle farfalle subtropicali? È strano. È strano sì, però è il connubio perfetto, perché pensate all'acqua quanto è importante sul pianeta in questo momento, e trovare dell'acqua pulita e dell'acqua che faccia bene. L'acqua delle terme è proprio così. Noi abbiamo scelto questo posto perché fa bene alle persone, ma fa bene alle farfalle, che sono il vero testimonio della salute del pianeta. Questo è un vero farfallo zoo. Ci sono farfalle da tutto il mondo, raccolte e mostrate a scopo didattico-scientifico. Io dico sempre una cosa: le farfalle non sono solo colore, sono musica che vola. Marco, ma cosa mangiano le farfalle? Allora, la maggior parte delle farfalle si nutre di nettare. Queste che stai notando in questo vassoio, in questo piccolo bar, si nutrono di frutta. Che razza di farfalle avete qua? Allora, qui ci sono all'incirca 200 farfalle come specie. Cioè, con l'umidità e la temperatura Assolutamente e il sì. clima termale, la farfalla campa il triplo. Vorrà dire qualcosa? Oriente. Fortuna, il kanji che significa fortuna. E io sono fortunata a poter fare un massaggio ayurvedico. Vado subito, subito. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. È qui che mi fate l'autopsia? Sì, però non si chiama autopsia, ma si chiama la MAM. Questo è un trattamento che facciamo con il nostro scrub biomimetico. Biomimetico, sì. Vuol dire che in pratica che possiamo mimetizzare tutta questa ciccia? Ci si prova. Adesso lei stia in completo relax e io comincio questo scrub per pulire tutta la pelle dall'impurità. Beh, togliere l'impurità, ma io mi lavo, non sono mica sporco. Adesso con questo sale lei dovrà andare nel bagno turco. C'è nessuno? No, non c'è nessuno, prego. Gli occhiali senz'altro. Tempo 10 minuti, la vengo io poi a prelevare quando è cotto.